Io sono Bruno Siciliano, sono un professore ordinario di automatica e insegno robotica qui alla Federico II nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologia dell'Informazione ormai da 30 anni a questa parte. Quello che vedete qua in Prisma Lab, che è il laboratorio storico, è uno dei primi laboratori che è nato di robotica qui a Napoli e tra l'altro è un laboratorio che è noto a livello nazionale e a livello internazionale, dove ci interessiamo fondamentalmente di robotica industriale di servizio, di meccatronica e di automazione, come recita l'acronimo, diciamo, dei progetti di queste discipline del laboratorio Prisma. Dunque, la definizione moderna che viene accettata della robotica vede la robotica come la connessione intelligente tra percezione e azione. Quindi abbiamo un sistema robotico che non necessariamente deve avere le sembianze antropomorfe, no? Come un androide oppure come un braccio meccanico articolato, ma un sistema robotico ci devono essere tre ingredienti fondamentali. La parte sensoriale, che dà la percezione sull'ambiente in cui il robot o la macchina intelligente deve operare, poi c'è la parte attuativa, che realizza un'azione fisica ed è là che vado a distinguere un computer da un robot, perché c'è una parte movente, una parte animata, e poi c'è il cuore del sistema che rende la macchina intelligente, e questo è un sistema di governo, si parla di controllo, cioè il controllo fornisce l'intelligenza al sistema robotico e lo distingue decisamente da una macchina a controllo numerico, una macchina industriale come potrebbe essere un tornio o una pressa, perché è in grado di conferire un comportamento reattivo in base a quello che succede nell'ambiente. E infatti si parla io insegno qui alla Federico II i fondamenti di robotica, il controllo dei robot, ma insegno soprattutto la robotica avanzata, che non sono gli avanzi della robotica, ma sono semplicemente, traducendo dall'inglese advanced, le applicazioni più avanzate che riguardano la frontiera della robotica, che non sono solo nel contesto industriale, dove comunque ci sono dei robot industriali avanzati, ma sono in tutti quegli scenari applicativi dove l'ambiente è poco strutturato, che significa che c'è un'incertezza e quindi il robot deve essere dotato, grazie all'intelligenza, grazie ai sensori e grazie a attuatori innovativi, di un comportamento che si va a adattare all'ambiente e che sia possibilmente autonomo. Nel momento in cui però parlo di autonomia, devo stare molto attento. Perché? Perché probabilmente non voglio puntare a realizzare una macchina intelligente che sia completamente autonoma. Perché? Perché dare un comportamento, un significato pienamente autonomo può essere rischioso. Perché? Perché proprio per il fatto che si tratta di un oggetto fisico in moto potrei eventualmente creare dei danni, oppure potrei andare a prevaricare quella che è l'abilità dell'uomo. E allora in realtà noi dobbiamo pensare a questa tecnologia di supporto all'umanità. E infatti non a caso l'affermazione di carattere tipicamente demagogico che si dice che per colpa dell'automazione e per colpa dei robot si perderanno i posti di lavoro, non c'è nulla di più falso, perché sono dei lavori che sono pericolosi o sono estremamente alienanti, sono ripetitivi, e là il robot sostituirà l'essere umano. Dobbiamo pensare al robot come un vero e proprio cobot, cioè come un robot collaborativo come assistente dell'uomo. Chiaramente il sogno è quello di realizzare un robot companion, un robot che ci possa essere d'aiuto in tutte le nostre istanze di vita, sia per il tempo libero, sia per la salute e sia come strumento di ausilio da un punto di vista professionale. Noi siamo bombardati dalla tecnologia, viviamo in un mondo sommerso, viviamo in un mondo virtuale di internet. Bene, se pensiamo alla robotica consentirà di qui a qualche anno una forma di nuovo umanesimo digitale, perché avremo molto più tempo, grazie alla tecnologia, per essere creativi, per pensare, per realizzare e creare degli oggetti che possono portare in senso lato al miglioramento della nostra vita. Sì, quali sono i limiti dei robot antropomorfi? È chiaro che nel momento in cui io penso all'operazione principe del robot, che è la manipolazione,
Io penso alla capacità di avere un braccio articolato a immagine e somiglianza del braccio umano. Realizzare un robot antropomorfo, quindi un braccio articolato o addirittura una mano robotica, può essere estremamente difficile. Non tanto per la parte del braccio, dove la tecnologia ha già raggiunto dei livelli di maturità pari al braccio umano. Nella mano ci sono 20-22 gradi di libertà. Però è chiaro che controllare e gestire questi gradi di libertà è estremamente difficile. Noi lo facciamo in maniera naturale, però questo per le braccia è già avvenuto, ci sono dei movimenti naturali. Per le mani non è ancora avvenuto, per cui per esempio abbiamo qua una mano decisamente innovativa che è la Mero Hand, che è una mano costruita intenzionalmente in maniera meccanicamente robusta, che intenzionalmente è realizzata con dei, materiali cedevoli per evitare la ferraglia che tipicamente vediamo nei robot industriali tradizionali. E questa è è un rinnovamento rispetto al modo consueto di pensare, decisamente innovativo, perché questa mano ha soli 2 motori e grazie a questi 2 motori posso realizzare dei movimenti al pari dei movimenti prensili che posso realizzare per esempio con la mano umana che ha tanto gradi di libertà. Perché avviene questo? Perché per esempio un bambino impara a manipolare e a afferrare gli oggetti non perché è in grado di controllare 22 gradi di libertà, perché tra l'altro ha un'intelligenza di tipo embodied, che è proprio nella forma della mano, cioè la forma della mano che gli consente di realizzare questi moti. E chiaramente il bambino non è a un livello così evoluto da gestire il controllo di 20-22 gradi di libertà. Allora perché non ci ispiriamo a quello che è la natura e la realtà? Pensa che in Giappone 15 anni fa, 20 anni fa, la Sony fece il cagnolino robotico Aibo. I 2500 esemplari messi in vendita di Aibo furono venduti su internet in mezz'ora. Ci sono voluti 6 mesi per vendere 2500 unità del robot Aibo in Occidente. Perché? Perché noi siamo abituati a confrontarci con una realtà che non deve essere antropomorfa, mentre invece i giapponesi ci credono. Perché loro credono nella funzione del robot compagno, che è un robot di compagnia, magari fa giocare i bambini, fa delle fotografie, suggerisce una ricetta alla massaia che vuole fare una torta e così via. È un vero robot di compagnia. Questo in Occidente veniva visto con una certa diffidenza fino a 10 anni fa, però posso dire che già questo livello empatico sta cambiando, per cui quando diventerà una tecnologia pervasiva, quando tutti quanti noi interagiremo, io vado in un albergo e il receptionist sarà un robot e mi farà piacere essere accolto da una macchina che sorride piuttosto di fare un check-in automatico con uno schermo. Insomma, quindi questo è la frontiera. Quando questo avverrà, secondo me molto più presto rispetto a quanto uno avrebbe potuto prevedere 10 anni fa, 15 anni fa. Che i robot sono diventati di tipo collaborativo, cioè una delle barriere, degli ostacoli per la diffusione, per l'utilizzo della robotica, pensiamo per esempio a un artigiano, no, che deve fare per esempio pochi pezzi di tipo diverso, aveva difficoltà nell'utilizzare una tecnologia che era nata per grossi pezzi, per grossi lotti, no, tipo nel campo automobilistico e così via. Perché la robotica è diventata di interesse per le piccole e medie imprese? Perché? Perché il robot utilizzo un termine inglese, un neologismo, si può customizzare alla particolare applicazione senza che le persone, chi lo deve utilizzare, debba conoscere come programmare un robot. Perché? Perché può sviluppare un'applicazione in maniera intuitiva, con un livello di intuitività pari all'utilizzo di questo strumento. Quando un ragazzino prende in mano uno smartphone è in grado di utilizzare, ci sarà un manuale di istruzione da qualche parte, però io mica devo consultare il manuale di istruzione. Allora, questo sta diventando sempre più allettante per le piccole e medie imprese, perché con un investimento modesto che riguarda solo il costo della macchina e magari un costo di integrazione, di installazione e di manutenzione della macchina, io riesco a utilizzare un cobot
e a insegnargli le applicazioni che deve fare, le lavorazioni in maniera intuitiva, e quindi la nuova frontiera è proprio quella delle applicazioni della robotica, non solo in campo industriale con grossi lotti come in campo automobilistico, nel campo dell'industria elettronica, dell'industria del metallo, dell'industria chimica, ma anche per applicazioni, diciamo, di piccole aziende che devono come dire, realizzare pochi pezzi, perché il robot è estremamente versatile ed è facile da utilizzare pur non conoscendo le tecniche più avanzate di programmazione. Io sono un ingegnere e ti rispondo in maniera indiretta, ho un carattere molto fermo, sono molto determinato e sono anche competitivo e voglio raggiungere i miei obiettivi, e sul lavoro sono un robot a tutti gli effetti, nel senso che sono più tedesco dei tedeschi. I tedeschi si fanno la mano con la croce storta nell'interagire con me nell'affidabilità. Però poi ho un'anima napoletana, quindi io dentro di me vivo quotidianamente questo conflitto tra il Bruno ingegnere robot tedesco e il Bruno invece napoletano, creativo, il Bruno in qualche modo eclettico, che improvvisa, no? E così via. Bene, io ho vissuto questa cosa perché poi ho vissuto questa specie di conflitto interiore dentro di me. Perché? Perché sono nato alla latitudine del Mediterraneo, in particolare sono nato a Napoli. Il fatto di interessarmi di robotica, che vuole studiare un qualche cosa che è molto vicino all'uomo, devo dire che la città di Napoli, con le sue manifestazioni più, come dire, multicolore, no? La canzone di Pino Daniele, Napoli è mille colori, è proprio quello, nel senso che Napoli è una città che allena alla complessità e alla creatività, e devo dire che alcune delle idee più strane, più, come dire, in qualche modo anche innovative, mi sono venute dalla grossa umanità e da questo, diciamo, come dire, teatro a cielo aperto che rappresenta la città di Napoli. E allora, diciamo, non mi meraviglio che, grazie anche a delle scelte che poi sono state delle scelte personali, io abbia avuto la fortuna di coltivare una mia passione che c'avevo dentro di me, che era ispirata dalle letture, diciamo, adolescenziali, sulla cibernetica, su quella che era, non si parlava ancora di intelligenza artificiale e non esisteva ancora la robotica, perché la robotica è una scienza moderna, no? Che si è sviluppata negli ultimi 40-50 anni. Ho avuto l'opportunità di coniugare quella che è stata la mia determinazione, il mio essere metodico, il mio essere ingegnere, il mio essere tedesco, con questa nota creativa che è rappresentata dalla robotica. Il fatto che, per esempio, i robotici italiani siano i primi posti in Europa, i primi posti nel mondo, non è un caso, perché secondo me a livello proprio quasi subconscio è il tessuto e la società e il modo di vivere in Italia che stimola questa creatività, e questa creatività è quello che è necessario, l'ingrediente fondamentale, oltre ovviamente la passione e la determinazione, che porta a essere innovativi in un settore come la robotica.